Tensione, cioè preoccupazione, non tensione, preoccupazione. Così il sindaco di Padova commentando il corteo no pass previsto in città questa sera. Fino al 31 dicembre l'ordinanza impone l'obbligo di mascherina durante gli assembramenti e il primo cittadino spera di non rivedere le scene di sabato pomeriggio con i 3.000 manifestanti tutti senza mascherina stipati al Parco Europa. Se usa la mascherina e sta a distanza di sicurezza nessuna sanzione, siamo un paese democratico per fortuna. Padova resta la provincia con più casi positivi, saliti a 3.226. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 250 nuovi contagi e cresce anche il numero dei ricoverati. Nonostante siamo al 90% delle persone vaccinate, sta aumentando in maniera vertiginosa il contagio. Penso sia mio dovere non stare fermo a fare qualcosa proprio per i contagi. Non stiamo scherzando, no, che qualcuno va a farsi un giretto in terapia intensiva, non è uno scherzo, io non posso stare fermo su queste cose. Non so, forse non mi amano, non sono simpatico, è il mio dovere fare queste cose. In città resta alta l'allerta per le manifestazioni dei Novax, anche alla luce dell'indagine della Digos di Torino che ha portato alla denuncia di 17 persone riunite nel gruppo Telegram Basta Dittatura che minacciavano azioni violente contro il governo, i medici e le persone vaccinate. Tra gli indagati anche un cinquantenne residente a Mestrino che in queste chat di Novax dichiarava di voler lanciare l'acido contro le forze dell'ordine.